Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura nuovi dettagli in merito all'omicidio-suicidio di Gioiosa Marea e Tindaro Molica Nardo, l'ex brigadiere della Guardia di Finanza di 65 anni che ha accoltellato a morte la moglie di 61 anni, la cuoca Maria Bonina Buttò. L'uomo in pensione avrebbe prima ucciso la donna per poi togliersi la vita. Il delitto di sangue è avvenuto nell'abitazione della coppia sita in via Casani. I coniugi avevano 2 figlie. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. C'è chi parla di alcune frequenti liti tra i 2 coniugi, ma nulla al momento è stato accertato. E ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita è stato Luigi Termini, un operaio di 71 anni. La tragedia ha avuto luogo nella giornata di oggi a Gran Michele, in provincia di Catania. L'uomo stava mettendo in sicurezza il muro di una casa privata che si affacciava su una scarpata pericolosa e che ostacolava il transito veicolare in via Fonte dei Canali. Improvvisamente sarebbe crollata la parete costruita con il tufo, facendo cadere nel vuoto l'uomo. Le sue condizioni si sono rivelate gravi fin dall'inizio e i soccorsi non hanno potuto evitare il tragico epilogo. Nonostante l'arrivo infatti dell'ambulanza e dell'elisoccorso, non c'è stato modo di salvare il lavoratore che si è spento sulla piazzola di atterraggio del mezzo. E ci spostiamo ad Agrigento, dove un uomo si è tolto la vita nel rione di San Leone, protagonista dell'estremo gesto, un pensionato di 71 anni originario di Favara. L'uomo si trovava accanto alla propria auto quando ha estratto una pistola, l'ha puntata alla testa e ha premuto il grilletto. A segnalare l'accaduto è stato un medico che si trovava in zona e che, dopo essersi reso conto della situazione, sarebbe intervenuto rivolgendosi ai soccorsi. Sul luogo della tragedia è atterrato l'elisoccorso del 118 che ha portato il 71enne al pronto soccorso dell'ospedale Santeria di Caltanissetta. L'uomo però era già morto al momento del suo arrivo nella struttura ospedaliera. E rimaniamo nell'Agrigentino, dove invece nelle scorse ore si è verificata una tragedia della solitudine. Un uomo è stato ritrovato cadavere in casa, era morto da diversi giorni, aveva 75 anni e si è spento in un'abitazione situata nel centro della città, in via 24 maggio. Non sono ancora certe le cause del decesso, ma l'ipotesi più accreditata è relativa a un malore. La vittima, come vi dicevamo, viveva da sola, pertanto nessuno avrebbe potuto soccorrerlo. Sarebbero stati i vicini di casa a insospettirsi dinanzi al silenzio del 75enne che da giorni non dava più segnali. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.